La scoperta del vaccino ed il lungo cammino delle vaccinazioni nel mondo aprirà pian piano la ripresa dei viaggi per ragioni turistiche, per ragioni di lavoro ed altro ancora. Sarà necessario e forse obbligatorio scaricare ed utilizzare un'applicazione che funzioni un po' da passaporto vaccinale. È il modello al quale lavorano già alcuni paesi. Bisogna cristallizzare l'esito del test per provare la negatività del virus, arrivando ad una forma di certificazione fatta e di essere immunizzati. Diventeranno dunque le nostre credenziali digitali come ad esempio le carte d'imbarco sui nostri telefoni, da mostrare alla gate dell'aeroporto eliminando quelle cartacee spesso fastidiose ed introvabili. Una certificazione che dovrà servire anche per assistere ai concerti, allo stadio, al cinema, nei centri commerciali, affiancati dal test negativo. Il solo vaccino non sarà sufficiente ad essere l'elemento finché non sarà disponibile per tutti con i tempi d'attesa ancora incerti, cioè nella migliore delle ipotesi la prossima estate. Alcune compagnie aeree hanno già testato il sistema chiamato Common Pass su alcune tratte tipo London Newark con United Airlines, Cathay Pacific e Lufthansa. Si tratta di un'app che consente agli utenti di caricare informazioni mediche come il risultato di un test che garantisca la negatività al virus o anche la certificazione di una vaccinazione effettuata da un ospedale o da un sistema sanitario locale. Dopodiché il sistema genera un certificato sanitario o un pass, nella sostanza è un codice QR, contenente queste informazioni in formato standardizzato ma senza rivelare dati sensibili. All'interno ci saranno in formato digitale i requisiti sanitari del luogo di partenza e di arrivo, si dovrà caricare tutto il necessario per muoversi e generare il codice che consente l'imbarco. La nostra priorità è tornare a far viaggiare le persone in modo sicuro, hanno scritto le compagnie aeree internazionali. Tutto ciò significa dare ai governi la fiducia che i test del Covid-19 possano funzionare in sostituzione dei requisiti di quarantena. Insomma, saltare la quarantena se si dispone di un codice QR garantito e blindato dalla prova di vaccinazione. Sembra una prospettiva lontana, ma ci si arriverà molto presto, secondo alcuni esperti, già nella prima parte del 2021.